Nel corso dell'Assemblea è stato sottoposto all'approvazione dei lavoratori uno statuto confederale provvisorio della CSS in 22 articoli, elaborato dal comitato promotore del sindacato sardo, che è passato all'unanimità. Al termine dei lavori congressuali è stato eletto per acclamazione un Consiglio Generale Confederale composto da 60 consiglieri, di cui 25 della provincia di Cagliari, 12 della provincia di Nuoro, 7 della provincia di Ristano e 16 della provincia di Sassari. Il 13 febbraio 1985 viene stipulato in Cagliari, davanti al notaio dottor Antonio Sala, iscritto al collegio dei distretti notarili riuniti in Cagliari e Lanusei, di Cagliari e Lanusei, l'atto costitutivo della Confederazione Sindacale Sarda, CSS, che poi viene trascritto il 19 febbraio 1984 presso l'ufficio del registro degli atti civili di Cagliari contro il versamento di lire 100.000 all'erario e di lire 1.000 di tassa di scritturazione. A stipulare questo storico documento in soli 4 articoli sono state 12 persone: Eliseo Spiga di Aosta, Gesmino Cirronis di Genoni, Giorgio Vacca di Monserrato, Giuseppe Loi di Muramis, Emanuele Deiana di Ussana, Niccolo Giuseppe Contini di Sassari. No, dicevo di tacere, non sentiva. Giuseppe Niccolo Conti di Sassari, Elvio Orgiano di Ussana, Salvatore Pittore di Bonorva, Mario De Ligios di Burgos, Gerardo Collo di Oristano, Alfredo Meloni di Porto Torres e Luigi Amedeo Sanna di Abasanta. L'articolo 2 dell'atto costitutivo recita testualmente che la Confederazione Sindacale Sarda è un'organizzazione sindacale democratica ed unitaria, indipendente da qualsiasi influenza di governo, di commissione o di partiti politici, istituita per la difesa dei comuni interessi professionali, economici, morali e sociali dei lavoratori dipendenti da imprese private o pubbliche, nonché dei lavoratori autonomi, compresi casalinghi, pensionati e disoccupati. E l'articolo 3 prosegue affermando che la Confederazione Sindacale Sarda si propone di raggiungere il più breve tempo possibile gli scopi prefissati ed è organizzato come da statuto, composto da 32 articoli. Ora tralascio altre parti e veniamo subito. Naturalmente i registri storici della CSS iniziano eccetera eccetera e viene eletto come segretario generale Eliseo Spiga. Allora, siamo tutti alle conclusioni. Il 9 marzo 1985 ho saltato almeno 15-18 pagine. Se uno deve fare una ricostruzione storica, comunque a disposizione della segreteria generale. Pubblicata, scritta e pubblicata, non preoccupate, avviate le conclusioni. Sì, mi avvio alle conclusioni. Il 9 marzo 1985, in occasione della sua seconda riunione svoltasi a Baulano, il Consiglio Generale Confederale ha discusso e approvato la piattaforma programmatica della CSS, articolantesi in 5 punti. Al primo vi era la necessità di promuovere la costituzione di un sindacato unico dei lavoratori sardi su una piattaforma specifica ispirata ai principi della nazione sarda. Al secondo quella di operare per l'elevazione del reddito dei lavoratori sardi mediante una contrattazione a tutti i livelli in grado di respingere le politiche di riduzione e contenimento dei salari comunque motivate. Al terzo quella di garantire servizi sociali e civili in tutti i comuni sardi perché la qualità della vita non subisca discriminazioni in relazione al numero di abitanti. Al quarto di promuovere la politica dell'occupazione entro un quadro di proposte intese a favorire il passaggio dal sottosviluppo allo sviluppo di tutta l'economia
E infine al quinto punto, quello di sviluppare la cultura e le conoscenze da parte dei lavoratori dei livelli tecnico-professionali fino ai livelli di competenza direttiva e manageriale. Il 14 settembre del 1985 la segreteria generale, questo lo sappiamo, e passiamo direttamente alla nostra piazza. Allora, il 12° congresso sezione di Puglia, quindi siamo arrivati alla costituzione all'assemblea costitutiva di questa organizzazione sindacale, di questa grandissima per le idee ma modesta per la presenza di lavoratori, perché noi non abbiamo pullman da mettere a disposizione di coloro che scioperano, non abbiamo fischietti, non abbiamo berretti da dare né altro, e quindi nonostante tutto tutti coloro che avevano scommesso invano che dopo un anno la Confederazione Sindacale Sarda avrebbe chiuso i battenti sono rimasti delusi. La Confederazione Sindacale Sarda oramai ha celebrato i suoi primi 6 congressi, che ricordo. Il primo congresso nazionale si è svolto il 20, 22 e 23 gennaio 1988 e aveva come tema Mudas a realidade, mudas su sindicato. Segretario generale è stato eletto Eligio Spiga, è stato riconfermato. Al secondo congresso nazionale, il 10, 11, 12 maggio 1991, che aveva per tema pros identità, pros ambiente, pros il traballo, è stato eletto segretario generale, il cui presidente è il professor Francesco Casula. Al terzo congresso nazionale che si è svolto il 2, 3 e 4 dicembre 1994 e che aveva per tema Traballai liberus e unius, può governare sul sviluppo e stabilire di Sardegna, è stato eletto Giacomo Meloni, che il quarto congresso si è svolto il 12-13 dicembre 1998 e aveva come tema sul traballo, sulle identità, sul sviluppo oltre il 2000. Il quinto congresso nazionale si è svolto il 7-8 dicembre 2003 e aveva come tema posso il traballo, possa avere felicità di scomunisarlo, come segretario generale Giacomo Meloni. Sesto congresso nazionale 11 maggio 2008, Sardegna, Patria Nostra, che abbiamo visto poco fa, il tema fondante di questa riunione, che invece traballo, ambiente e sviluppo. Quindi in aggiunta volevo dire che questo sindacato per la prima volta dopo 25 anni vede riconosciuto il suo diritto a sedere nel CRED, nel Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, tra le proteste dei sindacati statalisti che avrebbero voluto per ingordigia continuare a mantenere tutti i posti che occupavano abusivamente in questo Consiglio. Quindi quella CSS viva per altri 100 passati.